È stressato, ma Mi quando scusi. è pazzo. Ma chissà che perde, ta? Ma che? O è sorgiva? È Allora- sorgiva. Sorgiva, Sempre cacciano a mettere cosa. Come si chiama? A Fontanello, ho capito, A Fontanello. Con bottone. Quando ha perché... No, questa proprio qualche giorno. Allora, qualche giorno li perdoniamo, No, dai. li dobbiamo perdonare. Mi trovavo a passare. C'è una piccola sorgiva, ragazzi. Qua, esce da qua. Grazie comunque. Niente, mi sto andando a informarmi che praticamente dice che l'alberghiero dice che non ci sono autobus e ora noi andiamo a vedere, andiamo a vedere questa situazione, perché uno camminerebbe a piedi, però ora noi andiamo a vedere se è pure bello camminare a piedi senza autobus. Il primo step da superare per andare a scuola è la ferrovia. Bisogna stare attenti alle macchine, per in sì o no anche al treno. Qua c'è a Munnizza, qualcuno dal treno maleducato l'ha buttata dal treno. E qua c'è un'altra zona impervia, praticamente si indasa, vede che qua poi succedono cose che si imbrugliano. La rotonda ovale, la famosissima rotonda ovale di Gela, niente, per adesso è scorrevole. Bene, meglio così, non possiamo smerdiare, volevo smerdiare un po'. E qua c'è la via Venezia e ora andiamo là. Il striscio pedonale dice che ha precedenza il pedone, però Ponzio no, voi sempre guardate. Ecco, questo tratto di punto, vedete, biciclette, guardate con la pericolosità, guardate, perché di qua passano pure le macchine, quelle che vengono da Settefarine, che passano da dietro la linea, che c'è una stradina piccola che sembrerebbe una scorciatoia, però poi come arrivi qua ti indasi, eccoli qua, l'indasamento, vedi? Suonamenti, questa è la via Venezia che si crea un casino. No, vabbè, sempre per il motivo che ci troviamo a passare, vi faccio vedere come la macchia mediterranea a Gela è nel suo habitat naturale, guardate. È il suo habitat naturale. E vabbè, purtroppo non se ne può farsi a meno di accendere. No, niente, volevo approfittare per farvi vedere dove di recente è stato pulito. Qui è stato pulito però solo dalla macchia mediterranea, O è cotone, un tessuto, è una specie di lana di vetro, può essere, non la tocco perché sennò viene il mangio. Siamo costretti ad accendere la telecamera. Non è una questione di rompere i coglioni, va? Lì c'è l'alberghiero e qua c'è, il cavalcavia. Questo è il cavalcavia. Va bene, qua ci sono le pietre che sono sane, se qualcuno si può utilizzare, panchine, campagna, voi potete fare la panchina, campagna. Ecco, vedete, questa è la strada che vi dicevo io poco fa, dove tutti, per evitarsi il passaggio a livello, passano da Settefarine e fanno qua. No, l'importante è che vi mettete la mascherina, l'importante è quello, la Munnizza poi, futtanin da Munnizza. Scusate ragazzi, un'informazione, ma autobus non ce n'è? No, per autobus per il paese. Sì. E dov'è la fermata? Allora c'è all'ospedale, ce n'è una, in giro si ferma lui. Sono degli autobus bianchi. Voi perché non lo prendete? Noi siamo di Niscemi. Siete di Niscemi. Sì. Ecco qua nel frattempo vedete che c'è la caserma dei vigili del fuoco, è una zona, non è che è una zona abbandonata, pare abbandonata. Buongiorno, mi scusi, ma dice che autobus non ce n'è, lei sta aspettando a suo figlio? No, ma non puto. Vabbè, chi lo che è? No, non lo so, è la prima volta che... Signora, mi scusi, stavo chiedendo, ma dice che autobus non ce n'è? Non lo sa? Buongiorno Mazzina, una domanda ce la posso fare? Ma dice che autobus non ce n'è per creature da scuola? No, come dico ce n'è forse che devi fare i forestieri che ne escono prima, devi venuto prima
e si appicchia l'autobus. Per il gelese che siamo il generatore per Ho capito. per la filiera. Buongiorno, mi scusi, stavo chiedendo che lei sappia, ma dice che non ce n'è autobus a Pecchiatura, qua. Assolutamente non ce n'è perché è Ah. un posto inconsueto e bisogna lasciar perdere il lavoro, è tutto per venire a recapitare i figli. Il genitore se Sono l'hanno. i genitori a prendere la macchina, portare. Ah, pensa di no, capito. Gela non lo so perché io sono di Niscemi. Ho capito, lei viene da Niscemi a prendere... Sì, a mio figlio. Ah. Caro, ma l'autobus a Pigela c'è so per dire vinne case. Io te ne scemo. Certo, io Ah, sono scemo. di Niscemi, e invece di Gela, qua è di Gela. Io. E tu ne sai lontano? E ti pigli l'autobus, c'è l'autobus? Cioè, Ah, non mica vai a pigliare, vai a pigliare in un determinato posto. Caccia passa una navetta ad esempio, o Pancaffè, che ti porta oggi mattina o per Royal. Però dipende l'orario per andare per la navetta. Ne passano due, ogni inizio quarti d'ora, uno inizio quarti d'ora. Sì, ci sono quelli Ci sono. piccoli. siete voi che non li volete usare Stanno fetendo. o è che stanno fetendo? Mamma, sto uscendo, papà, vuoi passare? E vengono a pigliare fuori. Cioè, l'autobus è chiuso, però sono un po' complicati. I niscemisi sono contenti, lo prendono, capiscono che l'autobus si sparagna, ecologia, cosa. I gelesi invece a quanto pare soffrondono perché è un'umiliazione pigliare l'autobus. No, io quelli locali, qua per uno che sta a Chiazza, un Garufo, è complicato. È complicato, sì. Va bene, grazie. Dove finisce questa cosa? Ah, niente, YouTube, Totò Galanti. Totò Galanti. Instagram, Lei di Facebook. Gela? Sì, di Totò Gela. Galanti, ok. Sì, sì. Ok, arrivederci. Andiamo a sapere dove possiamo trovare Va bene, un ne ve ne ve.